Se ora le elezioni in Ungheria con la vittoria di Viktor Orban, che viene riconfermato premier per il quarto mandato consecutivo. Allora andiamo a Budapest, dove ci aggiorna in diretta il nostro inviato Antonio Fernè. Antonio, buongiorno. Abbiamo vinto contro tutti, così Viktor Orban, premier riconfermato, commentando i risultati elettorali. Abbiamo vinto non solo contro l'opposizione unita, ma anche contro i centri di potere internazionali e l'alta finanza. Una vittoria così grande, la nostra, che si vede dalla Luna, ma anche da Bruxelles. Passaggio polemico all'indirizzo dell'Unione Europea, con la quale si è trovato spesso in rotta di collisione anche nell'ultimo periodo, su sanzioni alla Russia e aiuti militari all'Ucraina. Abbiamo battuto anche Zelensky, ha aggiunto Orban. Nella notte prima del voto, infatti, il presidente ucraino aveva accusato l'ungherese di essere rimasto l'unico in Europa a sostenere Vladimir Putin. Il quadro dell'Ungheria uscito dalle urne nel servizio, poi linea allo studio. È dolce la notte di Budapest per Orban e per i suoi sostenitori. Il premier uscente vince in maniera netta le elezioni per il rinnovo del Parlamento e si conferma protagonista assoluto della politica ungherese anche per i prossimi 4 anni. È il quarto mandato consecutivo, un potere che si perpetua dal 2010 e che fa di Orban il premier in carica più longevo d'Europa. La sua alleanza di centrodestra, Fidesz, insieme ai cristiano-democratici, conquista il 53% e 135 seggi sui 199 totali. L'opposizione, per la prima volta unita in un cartello di 6 partiti, si ferma al 35%, pari a 56 seggi. Un esito arrivato al termine di una campagna elettorale aspra, senza esclusione di colpi, con lo spettro sempre presente della guerra in Ucraina e le accuse rivolte a Orban dai suoi avversari di essere autoritario e anti-europeo, argomenti che non hanno fatto breccia nell'elettorato ungherese, che si è espresso invece a favore della stabilità. Intanto l'opposizione denuncia presunte irregolarità, soprattutto in certe zone rurali del paese. E ora in Serbia, dove ci sono state le elezioni presidenziali, l'uscente Vučić, filorusso, è stato riconfermato